Oggi si celebra la Beata Vergine Maria del Rosario. Il nome Rosario ha origine latina e significa corona di rose. Ogni anno, il 7 ottobre, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Mondiale del Soccorso. Questa giornata è dedicata ad onorare i soccorritori di tutto il mondo e riconoscere il loro coraggio, la loro dedizione e il loro impegno nel salvare vite umane in situazioni di emergenza. La Giornata Mondiale del Soccorso è stata istituita per la prima volta nel 2002 dalla Federazione Internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Questa data è stata scelta in onore della firma della prima Convenzione di Ginevra. La tranquilla crociera nel Mediterraneo degli oltre 700 passeggeri del transatlantico Achille Lauro viene drammaticamente interrotta dal blitz di 4 terroristi palestinesi. Il commando, imbarcatosi a Genova con passaporti falsi, irrompe alle 13 del 7 ottobre del 1985 nella sala pranzo, iniziando a sparare in aria e ferendo nella confusione un marinaio. Un incubo durato 6 giorni, durante il quale viene ucciso un disabile statunitense di fede ebraica. Il dirottamento sfocia nella crisi diplomatica di Sigonella, la più grave del secondo dopoguerra tra l'Italia e gli Stati Uniti. Ma sapete qual è il processo che sta alla base della visione dei colori? L'occhio crea immagini mediante 3 tipi di cellule fotosensibili, dette coni per via della forma. Quando vengono attivati i coni, vengono emessi dei segnali nervosi che arriveranno al cervello e produrranno la percezione del colore. Ma sapete che la canocchia, una tipologia di crostaceo, ha 12 tipi di ricettori per i colori? Riesce infatti a vedere anche ultravioletto e vicino infrarosso. Buon martedì ai 12, la luna oggi si oppone al sole, esige chiarezza ed esige tutta la forza di una pienezza che vuole illuminare alcuni punti oscuri dello zodiaco. Vediamo se ci riesce. Ariete, sì che ci riesce, come? Perché per voi la luna oggi porterà tante chiarificazioni e finalmente vi darà un ruolo nuovo per cui sarete visti in maniera diversa dagli altri. Toro, per voi la vostra condizione zodiacale si fa più chiara, perché i presentimenti che avevate oppure i sospetti che nutrivate finalmente si fanno chiari e si palesano, dandovi ragione e facendovi capire che il vostro intuito ancora una volta ha funzionato bene. Gemelli, per voi la luna oggi è assolutamente vantaggiosa. Tra l'altro vi ponete alla distanza di punto di talete dall'opposizione Sole-Luna, trigono alla Bilancia e sestile all'Ariete. Ottimo per voi perché oggi è il giorno della soluzione per tutto. Cancro, per voi la luna oggi è portatrice di tante nuove realtà, soprattutto perché illumina i sentimenti e le intenzioni della persona che amate, per cui avete un quadro completo, qualunque esso sia, sarà una verità con cui fare i conti. Leone, la vostra giornata oggi funziona benissimo proprio perché come gemelli vi ponete alla distanza giusta zodiacale che avvantaggia questa opposizione Sole-Luna ed è proprio in questo giorno che troverete tutta la forza e il coraggio di manifestare una vostra volontà. Basta chiedere e sarete premiati e gratificati. Vergine, per voi il segno zodiacale più preciso dello zodiaco non può che gioire dell'avere tutta la chiarezza che riserva il sole proprio davanti agli occhi, chiarezza sui sentimenti, chiarezza sugli intenti, per cui oggi sarete molto appagati di avere un quadro completo della situazione.
Bilancia, per voi la luna è in opposizione al sole, è una giornata molto piena oggi, piena soprattutto di intenzioni migliorative da parte vostra. Mercurio sta per abbandonarvi passando in Scorpione. Proprio da oggi le parole dovranno diventare fatti. Scorpione, arriva Mercurio nei vostri gradi ad allietarvi, per cui l'opposizione Sole-Luna imprimerà più che altro sul vostro intuito, chiarendovi anche delle cose su cui nutrivate ancora un po' di malcontento, di malumore, per cui un amico, una persona con cui potreste aver avuto alterco chiarirà la sua posizione. Sagittario, per voi oggi è arrivato il momento di avere una risposta chiara e concreta che dà il via a delle vostre iniziative. È tornato il tempo fluido e scorrevole che vi permetterà di realizzare un sogno. Capricorno, per voi è una doppia quadratura sia del Sole che della Luna. Oggi sarete un pochino più impegnati a gestire le vostre faccende di cuore, proprio perché volete chiarire al meglio tutto ciò che riserva la vostra realtà sentimentale con il partner, mentre al lavoro un po' di caotica confusione di cui però saprete subito prendere le redini e portare a un punto evolutivo. Acquario, per voi la giornata è una giornata piena di sorprese, proprio perché il Sole e la Luna vi mettono sotto i riflettori, vi danno modo di esprimervi al meglio vulcanicamente. Qualcuno potrebbe decidere di dichiarare i propri sentimenti nei vostri confronti. Pesci, per voi è importantissima questa giornata, proprio perché davanti a voi si parano nuovi scenari, nuovi orizzonti, qualcosa da poter fare nella più assoluta serenità. Finalmente un ostacolo che vi impediva di esprimersi viene meno, o qualcuno al lavoro finalmente decide di essere messo in posizione di non nuocervi più. Furono due ingegneri e inventori statunitensi, al secolo Norman Woodland e Bernard Silver, a brevettare il 7 ottobre del 1952 il codice a barre, l'insieme di simboli grafici che codifica una serie di informazioni leggibili solo da specifici lettori laser. L'idea maturò quando i due erano ancora studenti all'università, dopo aver raccolto la segnalazione del titolare di un'impresa alimentare sulla necessità di automatizzare e velocizzare le operazioni di cassa. Fu un pacchetto di gomme da masticare il primo prodotto venduto con l'utilizzo di un lettore di codici a barre. Quel pacchetto è oggi conservato al Museo Nazionale di Storia Americana di Washington. A me non piace girare intorno a qualcosa, bisogna essere diretti e dire le cose come stanno. In inglese si usa l'espressione call a spade, chiamare una spada per ciò che è, una spada appunto, un po' come il nostro chiamare le cose con il loro nome. Il matto di oggi è il politico Leon Gambetta, tra i più tenaci oppositori di Napoleone III. La sua notorietà è legata all'evasione da Parigi assediata grazie a un pallone aerostatico. Ha avuto una lunga relazione con Léonie Léon, amante e anche consigliera che si è rifiutata di sposarlo. Era stata infatti in precedenza per 8 anni l'amante dell'addetto alla sicurezza di Napoleone III e temeva che l'ufficializzazione del legame con Gambetta non avrebbe giovato alla carriera politica di quest'ultimo e quindi nemmeno a lei. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'astinenza è una delle forme più raffinate di piacere sessuale. E anche la puntata di oggi termina qui. Continuate a seguirci anche sui nostri canali social e su YouTube. Non dimenticatevi di tornare domani per un nuovo episodio di Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.